L'artigianato della Marca Trevigiana ha uno stato di salute, potremmo dire, abbastanza buono. Certamente viene da un periodo in cui la malattia è stata pesante, che ha lasciato sul campo diverse aziende e soprattutto anche un po' di occupazione, però se noi andiamo a vedere i dati ultimi dobbiamo avere anche qualche elemento di ottimismo, nel senso che c'è ancora un segno meno, ma riteniamo che la questione della discesa sia finita. È chiaro però che non tutti possono agganciare la ripresa nella stessa maniera, perché vediamo che all'interno dei dati c'è una scomposizione molto netta tra le imprese sopra i 6 addetti, quindi quelle un po' più strutturate, che hanno segni positivi sia nel numero sia nell'occupazione, e mentre soffrono ancora quelle imprese, soprattutto magari di lavoratori autonomi e di piccole e micro imprese con 1 o 2 dipendenti, che sono quelle che hanno più difficoltà. Probabilmente è un discorso strutturale, però noi riteniamo che la forza dell'artigianato derivi anche da queste piccole imprese familiari, e su questo dobbiamo lavorare. Si parla molto di industria 4.0, impresa 4.0, è una possibilità anche per le piccole imprese artigiane? Non è solo una possibilità, è una necessità e soprattutto un obiettivo. Noi abbiamo declinato il nome da Industria 4.0 a Impresa 4.0 perché credo che questo debba essere un obiettivo di tutte le imprese, siano esse grandi o piccole o siano esse manifattura o servizi. E lo slogan dovrebbe essere quello di non capire che non c'è solo la questione del piano del governo con le risorse sono sempre utili, nessuno le butta via, però dobbiamo cogliere questa occasione per far capire ai nostri associati che l'obiettivo di migliorare le loro capacità competitive passa anche da utilizzare la modernità, che significa innovazione non solo di processo ma anche di prodotto, e quindi coniugare la tradizione all'innovazione credo sia l'obiettivo. I mestieri tradizionali servono ancora, tant'è che noi spingeremo anche verso lo startup di impresa, non solo l'impresa di innovazione, perché quella è nei servizi, ma anche l'impresa tradizionale, perché riteniamo che possa dare occupazione anche ai giovani, però dobbiamo far capire che fare impresa oggi è diverso da farlo ieri, e gli strumenti e le reti e la tecnologia sono fondamentali. Anche appunto per i mestieri tradizionali, quelli che magari si chiamano anche artigianato artistico, che non sono destinati a scomparire? Ma certo che no, perché se noi vogliamo avere anche una valorizzazione del territorio attraverso i prodotti, il saper fare rimane l'elemento che fa la differenza, non è che possiamo fare a meno, però il saper fare ha bisogno che le mani siano comandate dal cervello. Oggi no, non è più come un tempo che basta la manualità, e soprattutto tecniche di lavorazione, questioni ambientali che un tempo non c'erano, tutta una serie di strumenti, mettiamoli così, che oggi ci sono e possono permettere di rafforzare la manualità, di renderla più efficace e soprattutto anche molto più veloce nella realizzazione e anche negli obiettivi. Qual è la priorità per l'artigianato? Cosa serve alle imprese oggi nelle varie tematiche? La prima richiesta? La prima richiesta è sempre quella di un tempo, cioè se noi vogliamo avere ancora un tessuto di microimpresa tale da mantenere anche alto il ruolo del cosiddetto ceto medio di questa nostra società, dobbiamo semplificare la vita delle persone. Non possiamo pensare che l'imprenditore abbia la testa sulle carte e non ce l'abbia sul proprio prodotto o sul proprio servizio. È una battaglia da tempo, bisogna cominciare a essere più seri su questa questione tutti quanti e dire che se noi vogliamo mantenere ancora l'occupazione nella microimpresa dobbiamo far sì che il lavoratore pensi alla propria impresa e non pensi agli adempimenti burocratici, che sono, oltre ad essere onerosi dal punto di vista del pagamento, sono onerosi anche dal punto di vista del tempo. Questo è lo sforzo, perché questo ci permette anche di dire che se noi non stimoliamo la nascita della microimpresa, poi non avremo neanche l'impresa più grande, perché non possiamo pensare che l'economia si basi sul fatto che uno si inventa la mattina e mette una impresa da 100 dipendenti. Ci sarà qualche impresa che fa sta cosa, ma se noi vogliamo mantenere la storia nostra
abbiamo visto che l'impresa parte micro, familiare, e poi cresce, ma se non parte non cresce. Devono crescere le imprese, Presidente, anche quelle le imprese trevigiane in generale, sono troppo piccole? Il problema non è grande o piccolo, ci sono due elementi. Il primo è che se una filiera oggi sulla quale noi lavoriamo, perché mai più solo qualche azienda di servizio può lavorare da sola, ma le altre aziende normalmente possono essere in filiera, non è tanto quanto grande sia l'impresa, ma è tanto quanto sull'arricchimento della filiera del prodotto questa impresa può incidere, perché può incidere anche nell'idea, può incidere in una piccola parte, purché abbia qualcosa in più degli altri. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che se vuole avere il valore aggiunto di tutta la filiera, la piccola impresa ha solo la strada di mettersi in rete con altre imprese. Alla politica locale quale appello rivolgete? Di fare sistema. Oggi noi siamo su un territorio che ha la necessità di avere una programmazione territoriale nella quale tutti gli attori devono essere messi nella stessa rete per portare il loro contributo alla crescita della società. Se non è così non si va da nessuna parte. Il livello provinciale comincia a diventare stretto e quindi è chiaro che anche noi che abbiamo questo livello abbiamo il compito di raccordare i bisogni con le soluzioni e quindi anche nella nostra filiera di rete Confartigianato portare a livello regionale e nazionale quelle che sono le scelte per stimolare. Pensate anche voi come Confartigianato state lavorando ad una possibile fusione interprovinciale come hanno fatto la Camera di Commercio o ad esempio sindacati come la CISL? Guarda, questo per il momento non c'è, però il tema non è quello delle fusioni. Per stare assieme, no? Ci possono essere anche altre forme e se c'è una organizzazione che ha capillarità e apice è proprio storicamente la Confartigianato. Noi partiamo dal delegato comunale e andiamo a livello nazionale che poi ha anche rappresentanza comunitaria. Il problema qual è? Il problema è che questa organizzazione deve essere messa in efficienza e in rete. Questa è la vera sfida. Anche con le altre associazioni dell'artigianato si torna a parlare periodicamente. 3 associazioni, qualcuno dice, sono troppe proprio per un'efficace rappresentanza. Ma anche qua il tema è, può essere che sia vero che storicamente sia superata questa questione, però se noi lo vediamo per esperienza, insomma, anche su altri settori, se noi partiamo da dire dobbiamo fare un'organizzazione unica così e partiamo con questo obiettivo, fra 10 anni staremo ancora a discutere. Il problema è darsi degli obiettivi sulle azioni che bisogna fare, trovare delle linee di convergenza e su quelle mettere la massa critica. Credo che se noi oggi, ripeto, non mancano gli strumenti, mancano la volontà di usarli. A livello nazionale è stata fatta Rete Impresa Italia, per esempio, no? Che ha le associazioni di tutta la piccola e media impresa, cioè l'artigianato, il commercio, eccetera. Credo che utilizzare quello strumento su temi concreti sia la strada giusta, perché altrimenti parliamo di obiettivi pindarici e non riusciamo neanche a vedere dove mettiamo i piedi. Crisi delle banche venete, Presidente Sartor. Tantissimi anche gli artigiani coinvolti. Quant'è il peso, secondo lei, di questa vicenda? Ma è chiaro che le risorse che sono state bruciate sono sempre risorse tolte al territorio, perché anche le risorse dei risparmiatori incidono all'impresa artigiana, perché magari il papà aveva messo da parte qualche euro per fare l'appartamento al figlio, che oggi non fa più, non lavora più l'impresa artigiana, quindi è tutto un sistema, no, che è in crisi. E speriamo che sia finita là, perché la fusione delle due popolari, che sono quelle che hanno creato maggiori problemi nel territorio, può portare ancora a una restrizione del credito. Anche qua siamo al paradosso, cioè pagano le colpe coloro che hanno fatto i danni, perché se andiamo a vedere i dati delle sofferenze, il 70% è dato da neanche il 5% dei prestiti, che sono quelli sopra i 500.000 euro, no? Quelli sotto i 500.000 euro, che sono il 95% ampio, hanno il 30%.
e la restrizione del credito è stata fatta ed è fatta soprattutto sulla piccola e micro impresa, quindi questo è un paradosso sul quale però non basta lamentarsi, no? Allora è chiaro che anche qua noi stiamo organizzando meglio in efficienza la rete nostra associativa degli sportelli anche con i consorzi di garanzia, questo vale non solo per noi a Treviso ma per tutto il nostro sistema veneto, perché ci sia una miglior conoscenza dell'impresa che si porta alla banca, sia accompagnata sia nella quantità e sia anche nella tipologia della procedura per riuscire a superare questa mancanza di liquidità o anche di risorse per investimento. Anche appunto per fronteggiare questa ulteriore restrizione degli affidamenti che temete, insomma, certo, venga con una possibile certo, adesso c'è la promessa che non succederà, però alla fine poi le regole di governo delle banche oggi sono di un certo tipo e quindi bisogna che noi riusciamo a far sì che l'impresa sia capace di presentarsi nella maniera migliore per poter avere il credito. È assistita con la garanzia, abbiamo anche degli strumenti di mitigazione attraverso anche la riassicurazione presso Veneto Sviluppo, quindi usare tutto quello che è oggi possibile, che magari un tempo non usavamo perché magari neanche non serviva, perché l'impresa da un lato possa sopravvivere, ma soprattutto se l'impresa deve investire è chiaro che gli investimenti passano attraverso anche le risorse finanziarie, altrimenti non si fanno. Un'ultima battuta, Presidente Vendemiano Sartor, consiglierebbe a un giovane, a un figlio di mettersi a fare l'imprenditore, di mettersi in proprio, di intraprendere la carriera di artigiano o forse oggi è meglio il posto fisso? Ma è chiaro che questo è un luogo comune perché la crisi ha fatto tornare indietro il nostro Veneto. Ricordo che se c'è una regione che aveva una cultura d'impresa forte era proprio il nostro territorio. È chiaro che oggi il sentimento è quello di avere delle garanzie perché magari da noi il dipendente ha una tutela diversa dall'autonomo, però qua noi dobbiamo dire che senza l'impresa non ci saranno neanche i dipendenti, quindi non è che i dipendenti si fanno per decreto, perché abbiamo una restrizione della pubblica amministrazione, abbiamo giustamente della spesa pubblica e quant'altro, se noi non colleghiamo un po' il posto fisso all'impresa è chiaro che non ci sarà né uno né l'altro, quindi non è un consiglio, c'è, evidentemente bisogna che noi riusciamo a rimuovere gli ostacoli, ma soprattutto far capire, e questo metteremo in campo anche come Confartigianato, che anche l'imprenditore autonomo deve avere qualche tutela in più rispetto ad oggi per avere una garanzia per sé e per la prossima famiglia, quindi magari c'era una vecchia storia del passato che cercheremo di riprendere, magari dello statuto dei lavoratori e lo statuto dei lavori, che è una cosa diversa. C'è ancora voglia di fare impresa nella Marca trevigiana? Oggi un po' meno, dobbiamo lavorare perché rivenga, perché altrimenti senza questa voglia non possiamo pensare che la ripresa ci trascini, dobbiamo metterci del nostro. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, ma soprattutto cercare di far capire che qualcuno pensa anche a chi si mette a fare impresa, che non è solo l'impresa qualche cosa dal quale portare a casa o dal quale qualcuno ci guadagni, ma è un bene comune e senza di questa l'occupazione, arrivederci.